Abbiamo detto chiaramente che i dazi aggiuntivi del 10%, perché ricordo a tutti che i dazi già ci sono nel commercio Europa-Stati Uniti, un'ulteriore aggiunta del 10% per alcuni settori dell'economia agricola non sarebbero assolutamente sopportabili, tanto più che il governo americano ad alcuni applicherà dazio zero. Allora, se pensiamo ad alcuni comparti del vino nazionale, chi oggi avrà dazio zero negli Stati Uniti o al contrario l'Italia al 10% ne va anche della capacità competitiva. Gli Stati Uniti sono per noi un mercato irrinunciabile, ci lavoriamo da tanti anni, abbiamo speso tante risorse temporali ed economiche per rafforzare un mercato che oggi è, dopo la Germania, il secondo in termini di export, il primo al di fuori dell'Europa, e siamo la prima potenza economica che esporta come Europa negli Stati Uniti, e quindi quel primato lo vogliamo mantenere. Credo che sia necessario che l'Europa unita, quindi una forte Europa politica, possa negoziare con il Presidente Trump un qualcosa di serio, perché poi c'è anche il tema della svalutazione del dollaro che ovviamente ancora di più rende la cosa difficile. Se guardiamo anche a ciò che ieri il Presidente Trump ha firmato, quindi questi accordi che sono stati già definiti con alcuni paesi, che però sono comunque rinegoziabili, io credo che ci troveremo di fronte ad un arco temporale variabile dove, a seconda delle necessità, delle aspettative americane, quel piano sarà di fatto di giorno in giorno sempre negoziabile. Ecco, abbiamo bisogno di prevedibilità, di stabilità, tutto fuorché invece di imprevedibilità. Sul tema specifico dei dazi devo dire che l'Europa sta tenendo la linea che abbiamo auspicato, quella di una grande potenza economica che si confronta. In fondo tutto è un grande dibattito, siamo due grandi nazioni, siamo tra due grandi continenti, e l'Europa e gli Stati Uniti sono i due principali produttori al mondo di generi alimentari. Quindi se si parla di sicurezza alimentare a livello globale, la situazione geopolitica del cibo vi assicuro essere molto delicata. Se guardiamo a quello che si vede la sera in televisione con questi camion a Gaza assaltati, vi assicuro che oggi chi detiene il cibo detiene potere, e che lo facciano gli Stati Uniti, lo faccia l'Europa, sono sinonimo di democrazia assoluta.